Burano è un paese molto religioso e quindi si è molto fedeli alla Chiesa, a San Pio X, adesso c'è stata la statua. Da prete umile, da campagnolo, è diventato il personaggio che è diventato con la sua umiltà e la sua bontà. Papa Pio X, Papa Sarto, il Papa Santo. A 100 anni dalla sua morte Burano lo ricorda con una statua e un gemellaggio con la città natale, Riese Pio X, di Giuseppe Melchiorre Sarto. Una statua di bronzo alta 240 cm per 300 kg di peso esposta alla devozione dei fedeli nella parrocchia di San Martino, dove rimarrà fino al 5 aprile. Poi il giorno 5 lo portiamo a Casale sul Sile, verrà trasportato poi a Riese, che andremo a festeggiare e a vedere dove verrà posizionata la statua. L'opera, realizzata da un artista thailandese, è stata donata da un benefattore buranello recentemente scomparso, Gianmarco Tagliapietra, in segno di devozione verso un papa che fu particolarmente legato all'isola e ai suoi abitanti. Estremamente religiosi, i buranelli seguono a questo papa soprattutto dal suo arrivo come patriarca a Venezia nel 1903. Fino al 1903 che fu patriarca di Burano, venne qui e aiutò moltissimo anche con patrimonio personale e della diocesi i poveri pescatori che languivano, perché qui c'era miseria, c'era povertà. Papa Sarto ha spinto la categoria dei pescatori a organizzarsi nella una delle prime cooperative dei popolari di quel tempo. Una devozione che a distanza di 100 anni dalla sua morte è più che mai viva. Io sono stata anche in casa sua, ho visto la foto, ha una foto bellissima che quando giri ti guarda. Per noi San Pio X, nella statua regalata a Gianmario, c'è il ricordo di molti valori che sono innati in noi con la cultura che ci è stata insegnata dai nostri padri. La destinazione della statua bronzea sarà in terrapieno lungo la principale via d'accesso a Riese Pio X, ma avrà l'ulteriore valore di suggellare un'amicizia, un gemellaggio tra le due località. Un papa buono, vicino alla gente, come racconta la tradizione. È una tradizione popolare che viene tramandata che Pio X si fosse seduto per confessare in un confessionale ancora presente nella chiesa parrocchiale di Burano, quando si recava spesso in zona nelle sue visite pastorali per aiutare la popolazione.